Proseguono le serate enogastronomiche promosse da Chioggia Ortomercato del Veneto con l'appuntamento A Tutta Birra con il radicchio di Chioggia nella cornice del prestigioso ristorante al mare Gran Sostanco. Mercoledì 8 giugno il grande protagonista della serata è stato un prodotto novità, la Rossa di Chioggia, una birra realizzata con il nostrano radicchio IGP e presentata appunto in anteprima speciale, in abbinamento a piatti a base di pesce e verdure. Ideatore e creatore della Rossa di Chioggia, il birrificio artigianale veneto San Gabriel. Il radicchio è un prodotto che è un prodotto genuino e quindi si adatta benissimo a produrre una birra. Ho trovato voi, produttori di radicchio, appassionati del vostro prodotto e della vostra terra. Io, da anni ormai produttore di birra veneta, di tradizione veneta, non ho fatto altro che sposare la vostra passione e quindi è nato questo splendido e buono prodotto. Nasce così questa nuova birra, sempre nella filosofia di Chioggia Ortomercato di promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti tipici, di terra e di mare, ma anche in questo caso di fornire ai prodotti stessi una diversa possibilità di utilizzo e quindi di commercializzazione. Il pesce come prodotto del mare e adesso la birra che li unisce, la birra radicchio, la Rossa di Chioggia. Cosa ci aspettiamo da questo abbinamento? È un prodotto che unisce, una bevanda che unisce il prodotto della terra e il prodotto del mare, ma soprattutto che dà la possibilità attraverso questa promozione di portare la redditività alle aziende agricole. L'incontro inusuale tra birra e pesce ha riscontrato un notevole gradimento tra i molti commensali. Vuoi anche per la grande qualità offerta dall'intero staff del Gran Sostanco e l'ambiente raffinato ed accogliente del più famoso ristorante sul mare di Sottomarina. Dall'antipasto alla frittura, un mix di portate stuzzicanti ed immaginate per il giusto abbinamento con la birra. Di alta qualità artigianale il dessert, preparato con l'immancabile passione e perizia dalla rinomata pasticceria Penzo. Momento culminante della serata, la simbolica consegna ufficiale del radicchio di Chioggia IGP dalle mani del presidente di Chioggia Ortomercato a quelle del responsabile della birreria, Gabriele Tonon. Nasce così da oggi una birra che ha dentro tutto il sapore e l'aroma della nostra terra e che può realmente diventare veicolo di marketing per la nostra città. Testimonial d'eccellenza il nostro primo cittadino. La Rossa di Chioggia può essere il prodotto che rilancia il territorio. Io ho detto durante la campagna elettorale, e ne sono convintissimo evidentemente ancora oggi, che sia fondamentale attraverso i prodotti del nostro territorio rilanciare Chioggia e farla uscire dalla realtà chiogiotta. È fondamentale che questo prodotto e anche attraverso questo prodotto si possa fare un'adeguata promozione della città e realizzare quello che io ho definito e continuo a definire un vero sistema di marketing territoriale.